Inadeguato, incapace di gestire messaggi e linguaggio, pericoloso per le imprese. La condanna senza appello degli industriali veneti ha un solo bersaglio, il vice premier e ministro del lavoro Luigi Di Maio. Finiti ormai da tempo immemorabile gli innamoramenti degli imprenditori per il Movimento 5 Stelle in forma pregovernativa, nel corso dei mesi ci si sono messi il reddito di cittadinanza e i contrasti sulle grandi opere, ma qui l'attacco è preciso. L'ultima uscita su Atlantia, holding del gruppo Benetton definita decotta, anche se poi Di Maio ha smentito di aver usato quel termine, ribadendo però il suo attacco nel gruppo di Ponzano ieri, nel giorno in cui veniva cancellato per sempre il ponte Morandi a Genova. Il sistema delle concessioni fu concepito per ammortizzare l'investimento del privato, non per tenere una rendita vita natural durante per generazioni e generazioni di Benetton. Quelle persone che sono morte perché qualcuno non ha fatto la manutenzione di questo ponte e quel qualcuno era Autostrade per l'Italia, dei Benetton, della famiglia Benetton. La procedura di revoca deve essere avviata e su questo non ci sarà nessuna intervista e nessuna dinamica di governo che possa fermarci. Le parole di Luigi Di Maio su Atlantia sono la conferma di una palese inadeguatezza del ministro nel capire e gestire questioni delicate e soprattutto nel governare l'economia del paese. È l'attacco di una lettera durissima del presidente di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana. Queste prese di posizione continua e queste dichiarazioni intempestive e improvvide sono la manifestazione di un pregiudizio anti-imprese di questo governo che abbiamo più volte denunciato. A criticare le uscite di Di Maio anche il governatore Zaia. Quello che mi inquieta ancora di più, ma per il danno Atlantia sarà Atlantia, non so se la vedono loro, ho letto da qualche parte che vogliono far causa, roba del genere, cioè effettivamente se uno dice che sei decotto la farei anch'io causa, però al di là di questo cerco di vederlo in maniera asettica, l'aspetto secondo me più preoccupante è l'immagine che diamo. Pensate a uno straniero, all'attrattività dei capitali, alla voglia di fare impresa. Noi veniamo da un territorio che fortunatamente ha 600.000 partite IVA. Se non c'è più certezza del diritto e se c'è un approccio come questo, immagino che se un'azienda ha due opzioni da scegliere, la nostra scatta sempre. Poi stiamo parlando di un'azienda che di fatto ha radici in Veneto e questo non lo posso non ricordare. È un'azienda che comunque ha radici in Veneto, vuoi confrontarti con questa azienda, fallo per le vie ufficiali, ma così. Rincara la dose piovesana. Le parole su Atlantia sono state un danno alla reputazione di tutta l'industria italiana e dimostrano scarsa consapevolezza sul valore di un player globale nelle infrastrutture, sul suo ruolo centrale per lo sviluppo del futuro dell'Italia in un ambito strategico come la mobilità, scarso rispetto dei suoi investitori e dei suoi 30.000 collaboratori. Un danno d'immagine, conclude, che a prescindere da eventuali responsabilità che la magistratura deve ancora accertare, arriva da chi dovrebbe essere in prima linea nel tutelare e promuovere l'economia nazionale.